di Cacà, Iniesta che oggi ha sofferto Mi blocchi davanti alle telecamere, non so cosa dire. alla lunga pausa, l'infortunio, l'operazione alla spalla. Mi stai guardando adesso? Cioè, ripresa a Miami. Siamo campioni d'Europa. Perché Rosini, un altro grande leader di... E Liverpool? E Liverpool? Liverpool è una merda, una manica di cialtroni di merda. E Girardino? Ciao, Girardino è campione del mondo con l'Italia e campione d'Europa col Milan, una merda del genere. Appena ne la porta sfiga e il Liverpool ha fatto un gol. Quindi 4. Questo Liverpool che, ripeto, ha giocato una grande partita, una grandissima partita, e però alza la coppa Maldini a cui Lascia fuori i bracci se non gli vorranno dare il pallone d'oro glielo diano alla carriera, perché davvero Sei riuscito a aprire? Finisse la sua carriera senza... Al Milan! Milan! Pirlo? Speriamo di vincere le elezioni. Solo 2 punti dovremmo riuscire a prendere con la vittoria del Milan. Quelle di Verona o quelle di Cerea? Tutte e due. Tutte e due. E Vito Storari, Mario Storari che è del Milan. Sì? Con un bel reciotto alla vittoria del Milan. Guarda, Giuda, io dico su ieri che Della storia di questa manifestazione ad averla vinta al sia Milan, in panchina che in al Milan campo. e all'Italia in generale, questi due maschi qua, lui e che faccia la merda che cade in parte. presidente della UEFA, un grandissimo ex calciatore a fare il presidente della UEFA e a premiare la squadra italiana. Adesso la medaglia per Maldini, adesso le congratulazioni di Blatter, il bacio di Silvio Berlusconi e adesso è il momento quello più atteso, più sognato. Vai Geo, vai, il momento più atteso e più sognato. Paolo Maldini Ecco, ormai sono abituato. Sono abituato. Campioni d'Europa! Ai compagni, ai tifosi, la Coppa dei Campioni con questa foto di Maldini, capitano Basta, della non sono Bene, stufo di che questa vince la Coppa, Coppa dei basta. Campioni. È probabile che Maldini Se torna a lavoro in fresca magari. Infatti io con tutte le coppe d'euro che l'ha inanellato l'ultimo sabato d'agosto. Esatto, che ne avrà porta a casa almeno 2 o 3 di Sempre le quelle. vite da tifoso. nella storia dello sport, non soltanto del calcio, non potrebbe chiudere con una foto più bella, con un momento più bello da condividere con i tifosi del Milan, Sì. con i tifosi, gli appassionati di calcio Sì. in tutto il mondo. Non ci sarebbe modo migliore. Per quanto riguarda l'Inter? Era meglio morire da piccoli.